Trapani miante lasso più. 20 anni fuori sono veramente assai. Ringrazio lo Signore perché mi feci venire a Recca con la a colori, passio per gli stati, la mia città. Amici della nostra channel, bentornati nel nostro angolo dell'artista, e come di consueto abbiamo un personaggio eminente della cultura, in questo caso trapanese, un personaggio eclettico e diciamo che fa tante cose, non si limita semplicemente a scrivere o a fare da giurato nei concorsi poetici. Lei è la nostra amica Anna Burdua, lei è ericina, ha conseguito la laurea in materie letterarie presso l'Università di Palermo, è stata dirigente della biblioteca civica, dove ha ricoperto diversi incarichi, parlando sempre della città di Erice. Fino al 2005 è stata segretaria della quinta commissione consiliare permanente del comune di Erice, quindi tutto quello che riguarda biblioteca, museo, archivi, pubblica istruzione, sport, spettacolo e turismo, e attualmente sempre al comune di Erice lavora allo stesso lato dello sport. Anna, oltre a essere appunto impegnata in questo lavoro presso il comune di Erice, è anche una scrittrice, ma noi ora durante l'intervista andremo a vedere le varie parti di quello che è la sua vita personale e artistica. Anna, noi siamo ormai amici da diverso tempo, quindi è un piacere averti ospite qui nel nostro angolo dell'artista. La prima domanda che ti volevo fare è di raccontarci qualcosa di te, della tua vita, di chi è Anna Burdua. Anna Burdua è una persona normalissima che ha studiato per realizzarsi nella vita e per dare un contributo di quello che aveva studiato attraverso la pubblicazione di opere, attraverso il lavoro istituzionale, che poi è quello che io desideravo fare, cioè la direttrice di biblioteca. Quindi in questo sono stata accontentata da quelli che erano i miei desideri. E da là è partita la mia avventura. Ho cominciato a consultare le fonti antiche, ne avevo la possibilità e l'ampio accesso naturalmente in qualità di direttrice, e poi da lì è venuto tutto il seguito. Tra l'altro Anna Burdua è legata al mondo della cultura anche grazie al fatto che scrive e collabora per due mensili, due giornali della provincia di Trapani. Uno è il famoso Epoca Nostra, a cui noi siamo legati a doppio filo, giustamente essendo collegati all'edizione Trepanum di Nino Barone, e collabora anche con la rivista mensile della Risacca, sempre giornale distribuito nella provincia di Trapani. Tra l'altro Anna Burdua è anche spesso e volentieri chiamata sia come componente di giuria sia come presidente di giuria in diversi concorsi poetici. Io ti volevo chiedere di raccontarci un aneddoto legato a questi numerosi concorsi a cui tu hai partecipato come giurato, un aneddoto e anche qual è che ricordi in maniera particolare per quella cosa più bella che poi può essere capitata durante queste riunioni, giustamente tra i giurati, che possono essere certe volte anche un po' animate, capisco. No, non è mai successo di vivere queste situazioni animate, tutt'altro. Anzi, le riunioni sono state sempre pacate, di comune accordo, di scambio reciproco di opinioni, anche di dissensi qualche volta, però sempre in toni molto pacati. La mia avventura come giurata è cominciata tanti e tanti anni fa, in occasione di un concorso dedicato alla mamma. Era un concorso credo pure di poesie, che era stato bandito e organizzato dalla locale azienda di soggiorno e turismo di Erice, e lì per la prima volta ho fatto la giurata. Ricordo che erano anche delle poesie in lingua dialettale,
E poi sono stata giurata anche in occasione della Zampogna d'Oro, la rassegna che è sempre organizzata dall'azienda di soggiorno e turismo. Ultimamente invece Nino Barone, che è il fondatore della rivista per cui io collaboro, Epoca Nostra, mi ha chiamato diverse volte in occasione dei concorsi, uno dedicato a Nino Via e gli altri a Giuseppe Marco Calvino. In tutto ne ho fatto parte per ben 5 volte, 2 per di Nino Via e 3 invece per Giuseppe Marco Calvino. L'unica cosa bella di questi concorsi è le occasioni di conoscenze di poeti, di artisti che sono state premiate e che vengono da fuori, dal nord, dal sud, dal centro, insomma un po' di tutta l'Italia. E quindi ho avuto l'opportunità di conoscere tante belle persone con esperienze e con vissuti diversi, e da questo insomma si è allargata anche il la cerchia delle amicizie. Quindi un'esperienza tutt'altro che positiva sotto questo punto di vista. E naturalmente sono diventata anche un'esperta di poesie adesso, insomma, perché le mie conoscenze si limitavano naturalmente alle conoscenze scolastiche per quanto riguarda la poesia. Adesso insomma so anche valutare con senso critico, fra virgolette, naturalmente. Quindi abbiamo parlato dei concorsi di poesia che, come dicevamo, sono anche un momento di incontro molto bello con tanti artisti che poi si rivelano sempre delle persone molto simpatiche e molto alla mano, con cui alla fine si creano veramente delle belle amicizie. E rimanendo nel tema giustamente della cultura, non possiamo fare altro che parlare dell'attività di scrittrice di Anna. Anna ha alle spalle molte pubblicazioni, tra l'altro molto variegate tra di loro. La prima risale al 94 ed è intitolata Uomini illustri e vicini. Tra l'altro di spicco di recente abbiamo La matrice di Erice in Italia Nostra, che è una pubblicazione fatta in un periodico di cultura ambientale, Lazzaro Spallanca in Sicilia, un libro del 2010, e la penultima intitolata Elenco, classificazione delle vie comunali di Monte San Giuliano 1867. Volevo domandarti in proposito a questa pubblicazione, che è molto particolare, la genesi di questo libro, come hai pensato di scrivere questo libro, che tra l'altro vi ricordo è disponibile per sue edizioni Screen Press, e quindi lo potete trovare su internet sul sito della Screen Press. Questo libro ha origini piuttosto lontane, perché ho cominciato a trascrivere questo documento d'archivio quando ancora ero proprio agli inizi della mia carriera bibliotecaria. Era quasi un'esercitazione, un modo di rendere più leggibile l'originale, che già risentiva un po' dell'usura della consultazione, e quindi ho cominciato a trascriverlo con la macchina da scrivere, non al computer, e è rimasto in biblioteca e si dava in consultazione. E succedeva che spesso veniva richiesto, forse era uno dei documenti più richiesti da professionisti, geometri, architetti e così via, e che naturalmente poi prendevano pure spesso e volentieri la copia dattiloscritta. Sarà stato 3-4 anni fa, ho pensato di trascriverlo ancora una volta, ma questa volta al computer, naturalmente apportando degli accorgimenti, perché trattandosi di un lavoro giovanile ne risentiva di questo, naturalmente di alcune pecche. Quindi l'ho ricopiato al computer, ho creato un elenco finale di tutte le vie e credo di aver contribuito a dare un apporto veramente importante, perché naturalmente questo non è solo un elenco e classificazione delle vie attuali, però si riferisce invece al territorio vicino,
subito dopo l'unità d'Italia, quando per effetto di una legge del 1865 sulle opere pubbliche e il capitolo dedicato proprio alle vie comunali imponeva ai comuni di redigere un elenco analitico di tutte le vie del territorio. Il comune di Erice allora lo fece questo elenco e venne approvato con una deliberazione del Consiglio Comunale. E così insomma adesso è fruibile da parte degli utenti in versione insomma libro. Un'opera veramente interessante, tra l'altro, e che sicuramente è un qualcosa, è un gioiello, un documento importante sì. di quello che è sicuramente la storia di Erice e delle vie appunto che almeno per quanto riguarda il luogo, il topos. Sì, certamente, infatti. E fino ad arrivare, come parlando sempre di opere librarie, al tuo ultimo lavoro che è uscito proprio quest'anno a maggio, sempre per la Screen Press, intitolato Oltre la collina. So che tu sei molto molto orgogliosa di questo ultimo lavoro, che tra l'altro ha una copertina molto molto simpatica con questa bimba in fasce. Quindi mi piacerebbe che ci raccontassi anche il travaglio nella scrittura di questo volume. Oltre la collina risale a circa, cioè il pensiero, ecco, di scrivere quest'opera, che è venuto così da subito, perché avevo in mente di scrivere qualcosa che riguardasse un po' la mia vita, ma non perché la mia vita abbia dei toni eclatanti o tutt'altro, anzi appunto perché ho avuto sempre una vita così bella, vissuta nella modestia, con un patrimonio di valori educativi che mi sono provenienti direttamente dalla mia famiglia, dai nonni, dalle conoscenze, da tutte le persone che mi sono state accanto fin dalla nascita, e quindi questo patrimonio non poteva, ecco, andare disperso. Ci tenevo tanto a raccontare quella che era la mia vita, ma non solo per me stessa, ma anche per le persone che hanno contribuito a fare di me la persona che io sono adesso. E quindi naturalmente all'inizio la prima stesura aveva un'impostazione tutt'altro che diversa da questa, perché l'avevo impostato sotto forma di intervista a me stessa. Poi non mi è piaciuta perché pensavo fosse qualcosa di molto, molto sterile. Allora, utilizzando già il materiale che avevo elaborato, ho preferito suddividerlo in capitoli, dando un senso anche cronologico, quindi partendo proprio dalla mia nascita, dal mio paese, perché sono nata a Trapani, però sono vissuta fino a 9 anni a Ballata, che è una piccola frazione collinare, ecco, da questo poi ne viene il titolo. Oltre la collina. Sì, perché a Ballata sono venuta via all'età di 9 anni e sono stata poi sempre residente nel comune di Erice. Oltre la collina perché poi da ragazza io trascorrevo le vacanze a casa dei nonni ed ero solita rifugiarmi nel terrazzino attiguo alla camera da letto che era al piano superiore, e là trascorrevo i miei pomeriggi, e praticamente il paesaggio era appunto la collina che si vede a Ballata, e intravedevo appena il campanile della chiesa attuale, e così insomma, presa da tanti pensieri, da tanti sogni tipici di una ragazza, di un adolescente, ho voluto dedicarle anche il titolo Oltre la collina, che naturalmente si riferisce a Ballata. Perfetto. La copertina è stata realizzata da una mia carissima amica, è stata lei ad avere questa bella idea di realizzare questa, appunto, perché mettendo la foto di quando ero proprio piccolissima e una foto insomma di quando ero ragazza, il periodo in cui io mi sono laureata, che appunto l'ultimo capitolo si chiude il libro con nel giorno appunto della laurea. Non ci resta ora che congedarci dalla nostra amica Anna Burdo, che quest'oggi ci ha
ospitato con tanta gentilezza qui nella sua splendida casa. La salutiamo e la ringraziamo di averci ospitato, appunto. Vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento con l'angolo dell'artista, non prima di avervi ricordato che Epoca Nostra Channel è collegato naturalmente al nostro giornale Epoca Nostra, che trovate in edicola nella provincia di Trapani. Ricordo anche il nostro sito internet legato a Edizioni Drepanum, www.edizionidrepanum.it, dove potete trovare una vetrina con tanti bei libri da poter acquistare online, e tra l'altro sito internet che potete anche contattare per pubblicare i vostri lavori, i vostri libri tramite appunto l'edizione di Drepanum, anche con una tiratura minima di copie dei vostri lavori. Quindi salutiamo per questo Gianna. Grazie Alessandro a te, grazie ad Epoca Nostra Channel e grazie poi a tutti gli ospiti del sito che vorranno vedere l'intervista e vorranno vedere e ascoltare l'intervista. Perfettissimo. Tra l'altro Anna potete continuare a seguire su Epoca Nostra e tramite anche la sua pagina di Facebook, dove potete tranquillamente trovarla come Anna Burda. Da Alessandro Vampinella una buona serata e alla prossima occasione.